Ciao Crossing TV, siamo al Teatro delle Celebrazioni di Bologna per assistere allo spettacolo Promemoria, 15 anni di storia d'Italia ai confini della realtà, interpretato dal noto giornalista Marco Travaglio. Lo spettacolo ripercorre le vicende d'Italia da Tangentopoli ad oggi, una storia tristemente vera, processata e messa agli atti ma dimenticata. Attraverso un racconto lucido e dettagliato, Travaglio riesce a tenere inchiodato il pubblico per più di 3 ore, grazie ad un mix ben riuscito di impegno giornalistico e di amaro sarcasmo. La prima Repubblica muore affogata nelle tangenti, la seconda esce dal sangue delle stragi, ma nessuno ricorda più nulla. La storia è maestra, ma nessuno impara mai niente. Carta stampata e adesso prima televisione, adesso teatro. Com'è l'esperienza a teatro e cosa ha imparato dalle arti sceniche? Beh, di arte scenica, come avrete visto, c'è ben poco, nel senso che io sto seduto e racconto le mie cose, quindi è semplicemente un portare il racconto della cronaca di questi anni, sulla quale ho scritto molto, in una forma forse più distesa. In televisione devi dire 3 frasi e sperare che non ti saltino addosso e non ti parlino sopra. Nei giornali hai sempre problemi di spazio, nei libri forse devi costringere uno a mettersi lì a leggere, mentre invece qua uno si siede in poltrona e dopo 3 ore forse ne sa un po' di più di quello che sapeva prima, e tu hai la possibilità di raccontare in termini molto distesi, senza interruzioni, senza ansie, quello che è successo in questi 15 anni, e quindi è un po' il gioco dell'unire i puntini, no? Per far venire fuori la figura. Se tu vedi tutte le cose insieme, vedi tutti i fotogrammi insieme, ti viene fuori un bel film e ti aiuta magari a capire il nesso che c'è fra il fotogramma A e il fotogramma D, mentre invece quando li vedi tutti sparsi non riesci a comprendere il disegno d'insieme. In un coriandolio di banconote umidicce e maleodoranti, simbolicamente se ne va la prima Repubblica. Riempie i teatri ormai da un bel po', si aspettava questo successo e soprattutto la cosa più buffa o la cosa più importante che ha imparato dal palco? Ma io all'inizio non ci potevo credere quando i fratelli Corvino della Promo Music mi hanno proposto di fare questo, chiamiamolo, spettacolo di impegno civile. Io ho resistito per mesi, gli ho detto di no. Poi alla fine, per sfinimento, gli ho detto di sì, ho messo giù questo testo che adesso è molto cambiato, anche perché nel frattempo negli ultimi 2 anni è successo di tutto. Poi quando abbiamo fatto la prima prova aperta alla corte di Rubiera sono venute tipo 1000 persone, ce ne stava la metà, quindi lì ho capito che forse ero io che sottovalutavo il problema. Cioè è evidente che c'è una tale fame di fatti, di notizie, di collegamenti, di occasioni di comprensione, che c'è anche persino gente che è disposta a pagare un biglietto per venire a farsi martellare le palle per 3 ore e passa, e quindi naturalmente poi cerchi di non essere troppo pesante, quindi di inframmezzare cose serie, anche drammatiche, con cose che comunque muovono anche alle risate, anche se purtroppo sono tutte vere, perché la gente ride a sentir ripetere le cose che ha detto Berlusconi, ma molti di quelli che ridono magari l'hanno votato o ci hanno fatto un pensierino. Del Pennino, dopo 3 patteggiamenti, è diventato parlamentare ed è tuttora senatore del Popolo della Libertà Provvisoria. Chi vorrebbe incrociare e perché? Incrociare, a me piacerebbe molto incrociare qualcuna delle persone che sanno cosa è successo a proposito delle stragi del 92 e del 93 per avere finalmente una parola di verità, perché è morta troppa gente per poter sopportare 17 anni dopo che manchi ancora i nomi e i cognomi. Valentino Corvino, Fabrizio Puglisi del gruppo Sea Project, il regista è Ruggero Cara, il fonico è Stefano Delle Piane. Grazie al teatro, grazie a voi, grazie a tutta la produzione di Promo Music e buonanotte. Un saluto a Crossing TV. Ciao Crossing TV, in bocca al lupo, a presto, coraggio.